quali sono le criticità che stanno emergendo maggiormente nel corso di questo incontro qui ad Agrigento con il Ministro Cancellieri? La criticità principale nell'avanzamento dei lavori della Palermo-Agrigento e dell'Agrigento-Caltanissetta sono dovuti purtroppo alla situazione finanziaria del contraente generale, che come sappiamo è da qualche mese in concordato, e quindi stiamo cercando con il supporto, con il coordinamento da parte del Ministero delle Infrastrutture di poter riprendere le fila e poter sbloccare i cantieri per ridare alla collettività opere fondamentali. Ecco, che tempi si prevedono? Il Ministro è molto ottimista, però dico, voi che siete il braccio operativo, che risposta date? Sicuramente dobbiamo differenziare la situazione del cantiere di Bolognetta sulla Palermo-Agrigento dalla situazione di Empedocle. Su Bolognetta il cantiere è già tuttora in avvio, non ci sono grosse criticità, si tratta soltanto di poter riavere da parte del contraente generale una solidità finanziaria che consenta di riprendere i lavori a pieno ritmo, così come ne ci aspettiamo che sia. Quindi i lavori potrebbero essere completati entro la fine del prossimo anno, massimo primi mesi nel 2021. Più complicata sicuramente la situazione anche dal punto di vista tecnico sul cantiere di Empedocle. ANAS ci sta mettendo comunque il massimo impegno, soprattutto dobbiamo precisare che ANAS dà tutta la disponibilità sia dal punto di vista finanziario sia la possibilità di pagare regolarmente i lavori eseguiti. Senta, per il viadotto Morandi come mai non partono ancora i lavori? La notizia è che in realtà sul viadotto Morandi i lavori sono partiti, stiamo lavorando sulle pile del viadotto Acragas 2, sapete che il viadotto Morandi in realtà si divide in due viadotti, il consolidamento è partito dalle pile, i lavori sono stati consegnati già prima dell'estate, c'è stato un pochino di rallentamento iniziale, ma attualmente sono in corso e progressivamente... Che tempi pensate di... Ci saranno diverse fasi, per cui saranno completati per fasi, perché sono stati appaltati mediante accordo quadro, quindi prevedono realizzazione sia sulle fondazioni, sia sulle pile, sia sugli impalcati. Nella nostra provincia prevedete interventi, considerando che ci sono state diverse situazioni di alluvioni, allerta meteo durante questo mese? L'attività di ANAS sulla manutenzione programmata in realtà è attiva e massiccia su tutto il territorio siciliano, basta pensare che nell'arco di 3 anni abbiamo triplicato quella che è la spesa effettiva per manutenzione, per interventi di manutenzione. Oggi spendiamo oltre 80 milioni di euro l'anno sulla rete contro i 25-30 di qualche anno fa. In particolare in provincia di Agrigento ci sono tantissimi cantieri in corso, proprio fra Agrigento e Porto Empedocle abbiamo il viadotto Salsetto, il viadotto Spinola, di prossima attuazione abbiamo il viadotto Re, il Maddalusa, l'Ipsas. Tra l'altro dobbiamo cercare di contemperare fra due diverse esigenze: da un lato la necessità di attivare i cantieri per poter recuperare un gap manutentivo che purtroppo abbiamo su tutta la rete, in realtà anche a livello nazionale, dall'altro quello di dover commisurare la presenza di cantieri che inevitabilmente creano disagio alla circolazione con esigenze di mobilità che ha la collettività. Una domanda, nel vicino Casteltermini sull'Agrigento-Palermo c'è un ponte che da diversi anni che è col semaforo, pensate di sistemarlo al più presto? Ci abbiamo pensato, l'intervento è in programmazione, abbiamo un progetto già completato, già definito per la ricostruzione di un nuovo ponte che abbia migliori caratteristiche dal punto di vista idraulico, oltre che ovviamente strutturali e funzionali, accanto al viadotto Milena esistente. Stiamo avendo un po' di perditempo dovuti a questioni autorizzative, in particolare per quello che riguarda la compatibilità urbanistica del nuovo ponte, che è praticamente con la stessa lunghezza dell'esistente, realizzato a fianco e non al posto dell'esistente, proprio per garantire la viabilità durante la fase dei lavori.